Buonasera amici di Sportisti, un saluto dal vostro Marco Gesuso qui per commentarvi la seconda semifinale di Coppa Italia che vede affrontarsi Altofonte e Real Sicilia. Mi sbaglio il tocco restivo, regala tutto verso Zangara che vuole puntare alla difesa. Zangara cattivo con Zangara e poi Carollo si chiude benissimo a Reccio e respinge. Questa è anche la prima occasione della partita. Mandala apre per Castells se vuole il dribbling, poi le tiene anche in campo Zangara. Poi ci concede anche un buon dribbling, subisce pure fallo e dunque 1-1 per quanto riguarda i falli, 0-0 il risultato, ma la Real Sicilia è vicinissima più che mai a sbloccarlo. Leonardo, palla di torno, Zangara! E Carollo supera a rimanere in piedi fino all'ultimo. Grande intervento, ma che azione! Crea Morello con l'esterno, Barranca, buon lavoro, Barranca! E con la parata di Calamia si risponde dunque a gran tono. Poi Barranca ancora e sempre Calamia. 0-0 risultato, ma non ci stiamo annoiando per nulla quest'oggi. Zangara, sempre cercato tantissimo dai suoi, scambia Colorado, si gira, calcia, Carollo! Ancora una volta si chiude benissimo a Riccio, allontana l'occasione, poi prende un colpo da pivot, ma soprattutto il grande lavoro di Mandala, poi salta l'uomo, Mandala ancora può calciare, Mandala allarga, Barranca col sinistro, salta tutti, ma la palla rimane lì, e De Gesù fa 1-0. L'astuzio da parte del numero 33 di farsi trovare negli ultimi metri. Nel frattempo c'è un giallo anche per Leonardo, ma intanto l'Altofonte ha sbloccato il risultato e fa 1-0. Ci aspettiamo forse una conclusione di punta, conoscendo Morello, però con il portiere un po' più avanti forse potrebbe essere un'altra decisione. Va Morello che piazza la palla! E il pallone passa in porta ed è 2-0 per l'Altofonte. Segna Morello con la precisione. 2-0. Leonardo cerca la punta e trova anche il primo palo, 2-1. La riapre il Real Sicilia dopo soltanto 48 secondi. Siamo molto curiosi effettivamente di capire. Forse va a pace, vediamo. Poi finta Zangara ed è 2-2. La ribaltata il Real Sicilia. La ribaltata Zangara che fa pareggio 2-2 dopo soltanto 3 minuti del secondo tempo. Si autolancia Castells, vuole la destra, lo salta, calcia! E Calamia, perfetto! Una volta poi chiama e suona la carica per i suoi. Sfida sulla tecnica Barranca, riesce a trovare il compagno dietro, Gambino per Pace, fa un buon lavoro, Pace ancora con la sola Pace, mette in mezzo! E arriva il gol di Gambino, che fa 2-3, la ribaltata della Sicilia, ed esulta vicino a Mr. Good, ma che lavoro di Pace! Fine del match, poi qualcosa forse da recuperare, vedremo. Barranca vuole con il sinistro e Calamia, dopo anche una deviazione, compie un miracolo assoluto. Che parata, ma che portiere Calamia, ma non lo stiamo sicuramente scoprendo quest'oggi. Gambino guarda la porta, poi cambia il gioco per Pucci che cerca il tiro, Carollo, poi Pace arriva, spara in orbita. Adesso giro palla difensivo, minuto 56 di gioco. Zangara sfida sulla velocità Francavilla, lo salta, c'è anche il restivo, poi Zangara con il tocco morbidissimo con l'esterno quasi a finire in porta. Tutto questo forse questione soltanto di secondi, non abbiamo capito quanto di tigre effettivamente abbia dato. Zangara torna dietro per Calamia e va bene così. Real Sicilia la seconda finalista della Coppa Trinacria e raggiunge il Palermo Futsal Club. Nel frattempo la bandiera mostrata da Mirko Di Paola è una vittoria importante per la squadra di Mr. Good, che dunque batte l'Altofonte con il risultato di 2-3.